Sono 400 contro 3.000 le vacche di razza burlina allevate tra l'altopiano di Asago e il Monte Grappa contro i lupi stimati nel territorio. Meno di un secolo fa gli esemplari di burlina in tutto il Veneto erano ben 15.000. Oggi ci sono appena 16 allevamenti che si dedicano a questa razza, con una scelta coraggiosa perché si tratta di un animale non particolarmente produttivo, ma in grado di produrre un latte di qualità. Parliamo comunque di una media di 5.000 kg all'anno di produzione per ogni capo in un arco di 8 anni di vita utile e un controvalore di circa 60.000 euro in burro, formaggi e ricotta. Ogni vacca che viene uccisa, e succede sempre più spesso, comporta quindi un importante danno economico, ma anche affettivo. I malghesi conoscono uno ad uno i propri animali, chiamandoli per nome, spesso con appellativi familiari e colloquiali. Si chiamava Minnie, come il personaggio della Disney, e aveva meno di un anno di età la burlina predata nei giorni scorsi in piena notte nel pascolo di Malgamazze Superiori a Lugo di Vicenza. A nulla sono servite le ronde notturne che il gestore Paolo Dalla Palma ha iniziato a fare percorrendo i prati in lungo e in largo per integrare i sistemi sonori e luminosi di difesa dai predatori carnivori. Stavolta non sono riuscito a proteggerla, ha detto con rammarico, lamentando il fatto che gli animalisti siano tutti dalla parte dei predatori e non pensino affatto alle prede. In questo caso, con una razza ridotta ormai a poche centinaia di capi, anche la lotta per la biodiversità sembra impari e ai malghesi, già provati dal duro lavoro quotidiano, tocca anche sopportare, quasi inermi, le ripetute predazioni che stanno segnando questa lunga estate.